Venerdì 20 ottobre, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza. Da Angelo Gagliano. Ha avuto echi molto positivi l'operazione Alto Impatto di ieri a Catania, che ha ripristinato la legalità nel quartiere San Berillo Vecchio. Controlli, sequestri, perquisizioni con un imponente spiegamento di forze di polizia, interforze. In prima linea il sindaco Trantino, che ai nostri microfoni ha detto: questo è solo l'inizio. Vediamo. L'hanno ribattezzata operazione ad alto impatto per sottolineare la finalità dell'azione: liberare San Berillo Vecchio dall'illegalità diffusa e dall'abusivismo. Centinaia di uomini delle forze dell'ordine ed operai della nettezza urbana hanno prima circondato e poi sgomberato le vie Buda, Carro, Pistone e delle Finanze, accampamenti abusivi con rifiuti di ogni genere, servizi igienici all'aria aperta, cucine strada, animali, tendopoli e bazar improvvisati dove spaccio di droga e prostituzione sono all'ordine del giorno. Decine le persone identificate, numerose le perquisizioni effettuate tra le viuzze dello storico quartiere. Sul posto di buon mattino anche il sindaco Trantino, che ha seguito in prima persona tutte le fasi dello sbaraccamento. Questo è solo l'inizio, desidererei che si proseguisse e peraltro faccio anche presente che ci troviamo in un punto nevralgico in questo momento, via Carro fra via delle Finanze, via Buda e via Reggio e via Pistone. Tutta questa zona, tutto questo pentagono sarà interessato da interventi di riqualificazione che spero partano a breve nell'ambito dei piani integrati. Ripristino della legalità ed operazione Decoro, che da tempo sollecitava il comitato residenti di Corso Sicilia. C'è stato un evidente cambio di passo rispetto all'amministrazione precedente. Noi siamo quindi col sindaco, ma anche con tutti gli altri amministratori che dimostreranno la buona volontà di fare qualcosa per la City catanese. L'intervento rientra nell'ambito delle direttive del Ministero dell'Interno e sulla base di strategie di intervento condivise dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. E proprio ieri si era tenuta una seduta del Consiglio Comunale sul tema della sicurezza, dove lo stesso Trantino aveva annunciato di essere sulla strada giusta. Il blitz di oggi è la conferma. Restiamo a Catania. Un autista di un autobus dice a uno su uno scooter: attento, sei contromano, e scatenando involontariamente, naturalmente, la furia di questa persona sul mezzo. Lo ha inseguito, gli ha sparato colpi di pistola in aria. Il conducente del 628 è stato trasportato all'ospedale San Marco, comprensibilmente in stato di shock. Ma ricostruiamo la vicenda. È successo proprio qui al capolinea di Inesime, in questo parcheggio. A Catania un autista del bus della linea 628 rosso dell'AMTS è stato aggredito e minacciato con una pistola. Tutto è cominciato in viale Lorenzo Bolano, quando l'uomo si è visto all'improvviso un motociclista arrivare in controsenso e ha suonato il clacson. Il giovane centauro non ha gradito il rimprovero e lo ha inseguito. Una volta raggiunto al capolinea ha minacciato di morte il guidatore del mezzo pubblico con una pistola in mano e ha esploso un colpo in aria prima di fuggire. Sul posto è intervenuta la polizia, avvertita da altri colleghi dell'autista, che in stato di shock è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con un'ambulanza e poi condotto all'ospedale San Marco. Una storia che ha dell'incredibile, accaduta a un autista modello, dice Giacomo Bellavia, amministratore unico di AMTS. L'azienda si è messa a disposizione degli inquirenti fornendo immagini e testimonianze e si costituirà parte civile. L'autista viene descritto come un uomo mite, un bravo lavoratore. Non è la prima volta che un autista viene aggredito. Ci sembra veramente che Catania sia diventata la nuova Gotham City. Si è oltrepassato ogni limite per quanto riguarda il sistema di sicurezza di questa città e diventa ora un serio problema per quanto riguarda la sicurezza sia degli onesti lavoratori che la mattina si alzano per andare a lavorare, sia per le loro famiglie. È assurdo essere aggrediti soltanto perché si chiede il rispetto delle regole. Solidarietà e vicinanza viene espressa al lavoratore da tutto il mondo sindacale, che richiama l'attenzione su una città in cui episodi di violenza si ripetono in diversi ambiti. Beh, Andor, immagino i giornali ne parleranno stamattina. Oh, come no, cominciamo subito allora proprio da questo ultimo fatto di cronaca a cui faceva riferimento il servizio. Attento, sei contromano, ma a lui lo minaccia di morte. È successo in viale Bolano, come abbiamo sentito. L'autista dell'autobus segnala ad un centauro di essere sulla corsia sbagliata e lo ha inseguito e poi ha sparato un colpo in aria, una sorta
diciamo di Far West e della città, scrive ancora per l'appunto la Sicilia, delle baby gang sono diventate padrone di certe, diciamo, fette di territorio in cui la microcriminalità impazza. Capita anche che l'autista della MT venga minacciato perfino di morte, apostrofato pesantemente perché è colpevole di avere suonato il clacson per avvisarlo che stava percorrendo con lo scooter, diciamo, viale Lorenzo Bolaro, nella carreggiata sbagliata. Questo è, diciamo, l'approfondimento stamattina sulla Sicilia, e sulla Sicilia si riprende anche, vedi, il blitz alto impatto per ripristinare la legalità nel rione San Berillo Vecchio, dall'alba alla sera controlli interforze, un arresto, sequestri di droga, 3 espulsioni, manufatti abusivi abbattuti e sanzioni anche per 5 esercizi commerciali. Questa è la cronaca di una giornata. Intanto c'è anche la reazione del quartiere, residenti, commercianti, associazioni che sono divisi. Ennesima azione muscolare verso i fragili dopo gli sgomberi, serve garantire il presidio. Non tutti sono a favore. Ci sono 2 posizioni, c'è chi dice si tratta di un'azione muscolare, dall'altra dice adesso serve però garantire un presidio costante sul territorio. Queste, diciamo, le 2 notizie di cui ci siamo occupati proprio in apertura. Allora rivediamo e vediamo la prima pagina della Sicilia di oggi con tantissime notizie. Intanto l'autunno di fuoco, mi sembra importante sottolineare, perché incendi, oggi c'è l'allerta rossa in quasi metà della Sicilia per il rischio incendi. Caldo, era tutto previsto, c'è un approfondimento con un professore universitario che in qualche modo dice che non è nulla di particolare, ma intanto oggi a Cefalù, nel Palermitano, le scuole saranno chiuse per caldo, Michele. Caspiterina! Questa è la notizia. Cioè, diciamo, il 20 ottobre chiuse per caldo. E poi Cassazione, una sentenza in chiaroscuro per quanto riguarda la vicenda Saguto, processo da rifare, cadono alcune imputazioni ma non andrà in carcere. Questa è la situazione. Poi la fotonotizia con gli eventi invece che ci riportano in maniera tragica proprio in Medio Oriente. Conta la rovescia perché? Perché Israele continua nel suo intento, cioè quello di invadere la striscia di Gaza, pronto all'invasione Israele. La battaglia contro Hamas si sta spostando sempre più verso Gaza e l'operazione di terra nella striscia è data ormai per imminente. Ieri pensavamo il contrario, ti ricordi? Invece oggi abbiamo proprio l'opposto. Le rassicurazioni e le raccomandazioni, direi, di Biden evidentemente non hanno sortito l'effetto sperato. Vacilla l'accordo di Schengen, ora l'Europa accelera sui rimpatri, la paura del vecchio continente, adesso si chiudono, l'Europa prova a chiudersi per il rischio che ci possono essere arrivi e di profughi, diciamo così, ma anche di terroristi che possono scegliere lupi solitari. Esattamente, proprio questo. E ancora, a proposito di migranti, c'è una bella storia nelle pagine interne, nata in Italia, ritorna da Tunisia su un barcone, la storia di una giovanissima che si sente italiana però non è italiana, è tornata su un barcone dopo essere nata nel nostro paese. Parliamo di agricoltura stamattina con la prima pagina della Sicilia, il virus degli agrumi, fondi dal governo, e ad Acireale si testa un vaccino per questa malattia che colpisce per l'appunto le piante, il virus tristezza e il mal secco, contro cui il governo mette in campo quasi 10 milioni di nuovi aiuti a favore dei produttori. Ci sono dei ricercatori ad Acireale che hanno avviato la prima sperimentazione e vedremo che cosa succederà. Notizia di qualche giorno fa, psicologo di base, ecco cosa cambia per i siciliani dal prossimo anno, una guida evidentemente per poter usufruire di questo servizio. A proposito di quello che abbiamo detto dell'autunno caldo che c'è in Sicilia, nel pazzo clima era tutto previsto prima di Greta, parla l'esperto Mulder, docente di ecologia, serve più manutenzione del territorio, questo è diciamo la sua ricette. Come dicevamo, a Cefalù scuole chiuse a causa dell'ondata di caldo per contrastare l'ondata di calore che sta investendo la Sicilia in queste ore, anche per tutelare la salute degli studenti oltre che dei genitori che si spostano dall'intero comprensorio maddonita. Il sindaco Daniele Tumminello ha firmato un'ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private nella giornata di oggi. Vanno tutti al mare.
Beh, ce lo auguriamo per loro evidentemente, no? Incendi, allerta rossa a Catania, Messina, Palermo e Trapani. Ieri ci sono stati 17 roghi nell'isola. Queste, diciamo, le pagine della Sicilia, che poi ha anche un ritorno sul processo al Saguto, nuovo processo per Saguto e C, in 4 definitivamente assolti. Per la Cassazione l'unica condanna a 3 anni confermata è quella la prefetta Cannizzo. Ora si attendono le motivazioni con cui i giudici hanno annullato diversi capi di motivazioni e quindi si va di nuovo in Corte d'Appello a Caltanissetta per ridefinire diciamo, la sentenza. E un'altra notizia: morì dopo il vaccino, archiviata inchiesta su capo AstraZeneca, ma deve risarcire la vicenda di un sottufficiale della Marina morto dopo aver fatto il vaccino. E ancora sulle prime pagine, adesso siamo sul Giornale di Sicilia stavolta, regionali si allarga il budget, il paradosso della contrattazione è già avviata ma fermata in corso e da rimodulare. Secondo il governo i criteri erano troppo restrittivi, ci sono più margini per promozioni e benefit, e questo è quello che arriva dalla regione. Sui manager c'è il pressing di Fratelli d'Italia per rinviare le nomine. E ancora vedete gli incendi, colpite Palermo e Caltanissette, eppure oggi sarà allerta rossa. Intanto fotonotizia, Saguto, sconto sulla pena, il verdetto della Cassazione. Secondo la Suprema Corte va celebrato un nuovo processo a Caltanissetta per determinare una condanna più lieve rispetto agli 8 anni e 10 mesi. Alcuni capi di imputazione prescritti, altre accuse sono cadute. Questo è quello che viene fuori, però attenzione, perché si rinnova quello che è una sorta, anche questo un bollettino quasi quotidiano di guerra. Giù dall'impalcatura, morto un operaio, è successo a Palermo, è l'ennesima morte sul lavoro che si verifica in Sicilia. Dalla prima pagina del Giornale di Sicilia, adesso siamo alla prima di Repubblica Palermo. L'apertura è per il vicenda dell'ex giudice Saguto, di cui abbiamo già parlato. Per ora evita il carcere, pena da ricalcolare. Questo è quanto ha deciso la Suprema Corte, cioè dunque la Cassazione. L'analisi governance con pieni poteri per scongiurare i fallimenti. E poi c'è forse uno spiraglio, forse una soluzione. Ne abbiamo parlato della vicenda del reparto di ortopedia della Villa Sofia, il valzer degli ortopedici, Termine e Cefalù salvano Villa Sofia, trasferimenti e scambi di medici tra i 3 ospedali pubblici alle strutture private, i traumi più lievi. Questo è quello che viene fuori. E poi invece la sofferenza dei trasporti a Palermo, pochi autobus e conti in rosso, Amat a caccia degli incassi. E ancora sempre sulla prima pagina, ora approfondiremo qualcuno di questi temi, la facoltà di giurisprudenza a Palermo, ostaggio dei rifiuti, lezioni a rischio, perché praticamente all'albergheria c'è davvero impossibilità, non si può andare praticamente a seguire le lezioni. Palazzo delle Aquile, la bandiera della Palestina ai consiglieri, riesce il blitz perché sono andati ad impiantare, a installare la bandiera proprio accanto a quella di Israele che aveva fatto mettere Schifani. Allora, vediamo un po', cerchiamo di andare nelle pagine interne e parlare proprio di alcuni dei fatti. Quello che viene in evidenza è proprio la vicenda della facoltà di giurisprudenza, che è ostaggio dei rifiuti e del degrado, lezione all'albergheria sempre più a rischio. Queste sono alcune delle immagini. L'immondizia blocca le uscite di sicurezza dell'ex Cinema Edison con grave pericolo per gli studenti, dall'Ateneo appelli inascoltati a Comune e a RAP. Questa è la situazione che viene fuori con le immagini, con le foto che stanno immortalando qual è la situazione. Certamente una vicenda su cui forse bisognerebbe anche approfondire evidentemente e capire, intervenire in maniera diciamo piuttosto forte. E poi un'ultima notizia la approfondiamo ancora ed è quella dell'ortopedia.
al termine di una giornata di incontri e trattative, la Regione trova la quadra. A Palermo 4 medici da Termini, dove opereranno i colleghi di Cefalù. Quindi c'è stato uno spostamento per consentire, diciamo, il salvataggio. Il trauma center resta, diciamo, operativo all'ospedale, proprio alla Villa Sofia. Siamo adesso alla Gazzetta del Sud. Allora vediamo le principali notizie. Le isole minori, sappiamo che ci sono difficoltà nei collegamenti, crescono i disagi, mancano carburante, gas, medicinali e materiali per i cantieri, dalle Egadi alle Eolie. E sempre più emergenza a causa del blocco dei collegamenti marittimi. Una situazione certamente non facile. Poi in prima pagina l'aggressione al comandante dei vigili della città metropolitana. Quella di ieri è stata una giornata particolarmente, diciamo, violenta su questo fronte. Oltre, diciamo, all'aggressione, alle minacce all'autista della MTS a Catania, c'è stata l'aggressione al comandante dei vigili della città metropolitana di Messina. Ancora sempre sulla prima pagina, perché il conflitto in Medio Oriente porta anche ad attacchi con droni in Iraq. Sono state colpite le basi degli Stati Uniti. Israele e Hamas, rischio obiettivo che la guerra si estenda all'America nel mirino dei gruppi filo iraniani. Questo è quello che viene riportato stamattina dalla Gazzetta del Sud. Mi fermo qui per il momento. D'accordo, fermiamoci qui, poi tra pochissimo i giornali nazionali con tutte le notizie che dobbiamo ancora rivedere insieme. Adesso facciamo una breve pausa, state con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati. Allora, c'è una notizia dell'ultima ora che purtroppo conferma ciò che avevamo visto con Angelo un momento fa, cioè l'allerta rossa in tutta la Sicilia per la possibilità di incendi, visto questo caldo eccezionale che c'è. Ed è esattamente quello che sta capitando, perché un vasto rogo alimentato dal vento di scirocco è in corso da questa notte a Villafranca Tirrena. Guardate un po' che situazione, siamo nella provincia di Messina, pesanti disagi, come vedete, alla viabilità, hanno dovuto chiudere un tratto della A20 Messina-Palermo per fare passare i mezzi di soccorso. È incredibile, però è tutto verissimo, è un'ultima ora appena arrivata in redazione. Adesso andiamo avanti, Angelo, se vuoi, con le altre pagine dei quotidiani. Allora, eccoci, cominciamo subito la rassegna stampa nazionale con la prima pagina del Corriere della Sera. Gaza, il piano degli aiuti. Il Corriere mette in evidenza quali sono in questo momento le misure che si stanno provando da mettere in atto. Israele ai soldati, presto dentro la striscia. Sicurezza, l'Italia aumenta controlli ed espulsioni. Al valico di Rafah attesi i primi camion. Intanto però, come abbiamo già visto, droni sulle basi USA in Iraq, abbattuti 3 missili lanciati dallo Yemen. Insomma, è un'area altamente diciamo rischio, ad altissimo rischio. Oggi è una giornata, bisogna stare attentissimi. È una giornata molto delicata. E poi leggiamo ancora dalla prima pagina, regole e bilanci, l'ambizione che ora manca all'Europa, una riflessione. Evidentemente si discute e si discuterà sui vincoli europei al bilancio nazionale, ma c'è un altro aspetto della finanza europea che è rilevante, quello del bilancio dell'Unione. Quindi insomma non sono soltanto i bilanci dei singoli Stati, ma anche quelli poi dell'Unione nel suo complesso. Le scommesse. Tonali si difende, non ho debiti, dice l'ex giocatore del Milan, si va verso il patteggiamento anche per questa vicenda. E poi la strage sulle strade, la turista di Monza, il 21enne, travolti sulle strisce a Roma, ferito anche il marito della vittima. Davvero incredibile quello che è accaduto proprio in pieno centro cittadino a Roma. Intanto a Mosca è stata arrestata la reporter scomoda, ha anche il passaporto statunitense in manetta, arrestata a Mosca perché non si è registrata come agente straniero. Questa è l'accusa che viene mossa. Un cavillo in carcere
la reporter Alsu Kurmasheva, così si chiama, però insomma ha tutta l'aria della provocazione, ecco, questa cosa diciamo qua, vista l'atmosfera i internazionale. rapporti non sono idilliaci tra Appunto. Stati Uniti e Russia, però i venti di guerra, vedi, scrive Repubblica, escalation in Medio Oriente, nave USA abbatte nel Mar Rosso 3 missili potenzialmente diretti verso obiettivi in Israele lanciati dai ribelli yemeniti che sono legati all'Iran, e poi la battaglia si sta per spostare a Gaza, decine di razzi sono stati sparati dal Libano, l'Egitto pronto ad aprire agli aiuti che arrivano dall'ONU al valico di Rafah, e vedremo che cosa succederà, se finalmente potranno entrare questi aiuti. Il commento di Edgar Morin, il dovere di respingere l'odio, questa mattina la riflessione che viene dalle pagine di Repubblica. E poi per quanto riguarda Gaza, le esecuzioni mirate decapitano Hamas, la jihad libanese, cancellare Israele, quindi diciamo che il clima è piuttosto infuocato. Poi qualcosa di più leggero dalla prima pagina, leggero a metà con la politica, il gossip, Striscia fulmina Gianbruno, il suo sessismo ora è un caso, perché c'è un filmato mostrato da Striscia in cui il compagno del Premier fa degli apprezzamenti nei confronti di una collega, e allora diciamo che adesso la Premier diventa un caso. la Premier chiede come mai ci sia stato questa sorta di fuoco amico nei suoi confronti, fra virgolette. E allora andiamo adesso a vedere altre pagine, altre notizie, il riconoscimento dell'Unione Europea, l'Iran delle donne, il premio a Sakharov alla memoria di Masha, la giovanissima che è stata uccisa in Iran. E poi c'è un'intervista ad un grandissimo che è Mick Jagger, Ian McCartney, ragazzi che cantano il punk, insomma Ragazzi di 80 anni. qualcosa insomma, certamente più leggero rispetto a quello che abbiamo letto fino ad ora e che continuiamo a leggere sulle prime pagine dei giornali. Lo scudo di Biden si riferisce proprio alla protezione che arriva evidentemente dalle navi che si trovano al largo e che proteggono Israele da eventuali altri missili che possono arrivare. E poi c'è un approfondimento, quei neonati nelle incubatrici senza elettricità, questo è il dramma proprio della guerra, con i bambini appena nati che non possono ricevere le cure adeguate. Poi diverse altre notizie, l'Italia dei sussidi senza investimenti destinata a crescere sempre meno di tutti, e ancora una riflessione di carattere politico, le strade separate, eccolo qui, di Meloni ed Orban, perché per come si stanno mettendo le cose evidentemente dovrebbero prendere strade diverse. Chiaramente la linea politica della Meloni e quella di Orban non coincidono più. Meloni più europeista, ecco. Sì, rispetto ad Orban. Altre prime pagine, Israele pronto, entriamo a Gaza, questo ormai è diciamo il motivo. Truppe al confine, il messaggio di Netanyahu: combattere come leoni e vinceremo, combattete come leoni. Oggi riapre il valico egiziano per far arrivare il cibo e le medicine ai palestinesi che sono ormai allo stremo. E poi, come potete vedere, la fuga social delle star schierate sul conflitto, con Tel Aviv o con Gaza, stessa emorragia di follower, quindi anche sui social si registrano evidentemente queste divisioni. E poi la notizia di cui abbiamo già parlato, Roma, morire sulle strisce, 3 vittime in 3 giorni. Pazzesco. Da inizio anno diciamo 33 sono i pedoni travolti sulle strade della capitale. Ieri sera l'ultima tragedia in moto. E poi c'è un'altra vicenda che sempre nel Lazio, scappa dai suoceri violenti e loro le rapiscono la figlia, altra vicenda di cronaca che riporta il Messaggero. Come la conferma di un leggero stato di impazzimento che diciamo che non c'è più equilibrio. sembra diffuso.
manca tantissimo equilibrio. Siamo adesso al Fatto Quotidiano. Gaza alla fame e Bibi annuncia l'invasione verso il baratro, tir di cibo bloccati, bombe sulle panetterie. Altra foto piuttosto forte, Netanyahu arringa i soldati, combattete come leoni, 6,8 miliardi di dollari per la guerra, i morti saliti a 3.800, e poi Biden, vedete, il mondo si muove in ordine sparso, Biden altri 40 miliardi a Israele, ma elettori e intellettuali dei democratici sono per palestinesi e tregua, quindi continuano le divisioni a qualsiasi livello e in qualsiasi, diciamo, parte del mondo. Poi invece l'apertura del giornale stamattina è un po' diversa rispetto a quello che sta succedendo, diciamo, in Medio Oriente, perché qui si parla più che altro di migranti. È un'emergenza senza fine, un terrorista su 6 arriva con i barconi. Questo è il dato che viene in qualche modo evidenziato questa mattina dal giornale. E anche qui, ma quale scandalo? Gianbruno in buona fede si riferisce a quanto abbiamo detto prima. Loro lo difendono. Esattamente. Certo. E ancora, lasciamo il giornale, adesso leggiamo Avvenire. Almeno uno spiraglio, questa è dov'è lo spiraglio? È prevista oggi, perché lo spiraglio è prevista oggi l'apertura del valico di Rafah per far arrivare nella striscia acqua, cibo, medicine e carburanti. Ancora lanci di razzi in contemporanea da Gaza e dal Libano verso Israele. Imminente, anche qui si parla dell'offensiva di terra. Ci sono pochi dubbi sul fatto che da qui a breve ci sarà questa invasione nella striscia di Gaza. Devo dire che le ultime notizie che dava la CNN poco fa diceva che questo valico non si apre per oggi. Ah, bene. Quindi questo lascia prevedere, come dire, proprio il precipitare della situazione, no? Perché il valico aiuterebbe, l'apertura del valico aiuterebbe la popolazione. Se lo tieni chiuso è più probabile l'intervento militare. E poi fotonotizia sul manifesto Peace Invaders, questo è il titolo scelto. Migliaia di americani manifestano per il cessate il fuoco sul National Mall. La spianata centrale di Washington, 300 ebrei pacifisti entrano negli uffici del Congresso gridando "non in mio nome" e vengono arrestati. Gli Stati Uniti non basta il contenimento super armato di Biden. Quindi diciamo che in questo momento anche negli Stati Uniti, insomma, c'è una netta presa di posizione su quello che va fatto e quello che non va fatto. La speranza passa per Rafah, l'osservatore romano, che chiaramente mette la sua osservazione annunciata per le prossime ore alla riapertura, ma abbiamo detto che sono i giornali... La CNN dice che per oggi non è rinviata a domani. E si tenta di scongiurare la catastrofe umanitaria, perché effettivamente, vedi, qua c'è la foto con i camion che sono pronti a entrare, camion dell'ONU per portare quello che è necessario per quello che sarebbe giusto, diciamo, la popolazione. Poi abbiamo ancora da vedere la prima pagina del Tempo, accordo sui rimpatri veloci, risposta di Bruxelles, quindi tema diverso stamattina sul Tempo. Oggi i ministri degli interni varano norme più efficaci per le espulsioni dei clandestini. Sale la psicosi allarme bomba, in Francia fermate 18 persone, tensione nella metro romana, viaggio di italiani in Tunisia, firmerà il memorandum per i flussi migratori irregolari. Ma magari questo viaggio di italiani avesse effetto, perché ti ricorderai che avevamo anche dato dei soldi alla Tunisia recentemente. L'Unione Europea aveva fatto un accordo. La strage dei pedoni nella capitale, 2 vittime in 24 ore, morto un 21enne e la donna travolta in centro. E poi ci sono le riflessioni di Osho. Oggi è il giorno dello sciopero generale, Landini si inventa il mese delle proteste. E quindi e Landini parlano e dici che è novembre il mese migliore per i cortei.
Ah, voglia, poi figurati, corteo e puntarelle a morte sua, pensano a mangiare, vabbè. Ci fermiamo qui con la D'accordo. rassegna. Con un sorriso, visto tutti i guai che abbiamo visto insieme. Adesso state con noi, tra poco parleremo della cassa previdenziale nel settore sanitario. È una cosa importante che interessa anche noi, naturalmente, utenti del sistema sanitario nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia, a dopo. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo nella giornata di venerdì, maltempo diffuso sulla Toscana e sulle regioni settentrionali con fenomeni localmente intensi che coinvolgeranno gradualmente anche parte della Sardegna e del centro. Resterà ai margini invece il sud, come anche la Sicilia, dove l'alta pressione dominerà ancora una volta la scena meteorologica, garantendo ampi spazi soleggiati in un contesto stabile con cielo sereno al più lievi velature in transito. Il tutto sarà accompagnato da venti di scirocco che determineranno un ulteriore rialzo termico, punte di 34-35 gradi sulla città di Palermo. Cambia poi lo scenario meteorologico nella giornata di sabato. È atteso il passaggio di una perturbazione che porterà fenomeni localmente intensi, specialmente sul versante tirrenico, il tutto con un lieve calo delle temperature. Con questo è tutto, maggiori dettagli vi aspettano sull'app di Trebi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatelo a casa, buonissimo. Tutti i giorni voglio ricordarvi, prima del TG non perdetevi C'è chi la vuole cotta, alle 13 e alle 19:30, naturalmente qui su questa rete Antenna Sicilia. Vi diamo degli aggiornamenti sugli incendi, ne parlavamo un momento fa nella provincia di Messina, è stata una notte di fuoco, ettari di terreno in fiamme, soprattutto guardate un po' le immagini tra Villafranca e Rometta, sono immagini appena arrivate in redazione e quindi come vi dicevamo poco fa è chiuso attualmente, mentre andiamo in onda, un tratto della A20 Messina-Palermo. Per chi viene da Palermo, queste sono informazioni di servizio importanti, uscita obbligatoria a Milazzo chi viene da Palermo, chi viene da Messina uscita obbligatoria a Villafranca Tirrena. Tra l'altro chiuse le scuole a Villafranca proprio in seguito a questa emergenza incendi. Vi aggiorneremo, vi daremo gli sviluppi fra poco. Intanto diamo il benvenuto al nostro ospite che è Angelo Mazzeppi, commercialista. Buongiorno e benvenuto. Insieme con lui in collegamento Vincenzo Di Salvatore, che è componente del comitato centrale di una sigla incredibile, lunghissima, sarebbero più di 10 lettere che però io vi riassumo perché è una cosa importante che riguarda noi utenti del sistema sanitario, cioè la Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, dalla riabilitazione alla prevenzione. Come dire in una parola sola, i tecnici della nostra salute, cioè non ci sono soltanto i medici, gli infermieri che svolgono opera meritoria, ma ci sono tutta un'area vastissima di professionalità di cui magari noi non sappiamo moltissimo. Benvenuto quindi anche a lei. Parliamo subito di un convegno che è in programma per il 21 a Catania, al Plaza Hotel di Abbiale Ruggero di Lauria. Vedete qui c'è l'invito, c'è anche il programma ed è un corso che ha questo titolo: il futuro della professione in ambito sanitario verso una nuova cassa previdenziale, confronto tra professionisti. Comincerei col dottor Di Salvatore, poi le chiederei gli aspetti pratici e tecnici di questa novità, cioè la costituenda cassa previdenziale di settore, se non abbiamo capito male. È così? Sì, buongiorno dottor Guzza e buongiorno a tutti i telespettatori e telespettatrici. Prima di parlare della cassa vorrei fare un breve cenno su quello che è la nostra federazione. Possiamo dire che la nostra federazione è una federazione unica nel suo genere, infatti essa nasce da quella che erano i collegi della Federazione Nazionale dei Collegi delle Professioni Tecniche dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica. Sì. Che fu istituita con la legge 1103 del 65. Dal 15 di febbraio del 2018, a seguito dell'entrata in vigore della legge 3, sempre del 2018,
la federazione assume la seguente denominazione, come appunto come ben detto lei. Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Esatto. Da cui l'acronimo. Non mi sono sbagliato allora un momento fa quando l'ho letta. Esatto. La nostra federazione rappresenta ben 18 professioni sanitarie e 61 ordini provinciali e interprovinciali. Se lei mi permette, dottor Cucuzza, le vorrei elencare le nostre professioni. Certamente è importante, bisogna che vi conosciamo meglio. Grazie. Abbiamo tecnico sanitario di radiologia medica, assistente sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, logopedista, podologo, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale e tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Beh, è straordinario, c'è una gamma vastissima, dalla radiologia ai laboratori, dall'ortopedia alla dietisti, igienisti dentali, cioè tutto un mondo che francamente noi conosciamo molto poco, perché noi ci riferiamo generalmente, diciamo, il medico mi ha detto, vado dal dottore, vado dal professore, mentre invece voi quanti siete per esempio nella nostra regione, a Catania? Allora, per quanto riguarda collegandomi al discorso di prima, in effetti noi rappresentiamo circa 170.000 iscritti professionisti. Caspita, 170.000. Di cui in Sicilia circa 15.000, a Catania 2.500. Però. Quindi i numeri sono ben consistenti. Sì, molto elevati. Dobbiamo considerare che lo Stato italiano riconosce 31 professioni sanitarie. Di queste 31, 18 sono rappresentate dalla nostra federazione, quindi più della metà. Collegandomi alla sua prima domanda, quella della cassa di previdenza, quindi il progetto cassa, di questi 170.000 professionisti sanitari, più di 40.000 sono liberi professionisti. Ovviamente, come ben sappiamo, le esigenze dei liberi professionisti, sia per quanto riguarda la loro attività lavorativa, quindi la vita lavorativa, ma anche per quelle che sono poi le aspettative al termine della stessa, non sempre vengono soddisfatte da quella che è l'assicurazione obbligatoria dell'INPS. Certo, come liberi professionisti è così. Esatto. Pertanto, visto l'elevato numero di liberi professionisti iscritti alla nostra federazione, si è pensato e si è appunto strutturato un percorso che ha portato alla creazione, che sta portando alla creazione della nostra cassa di previdenza. Ecco, allora su questo vorrei che intervenisse il dottor Mazzeppi. Assolutamente. La cassa, come diceva il dottor Di Salvatore, sta avviando un percorso virtuoso affinché si possa costituire un ente che si avvicini alle esigenze di questa platea che abbiamo visto molto vasta, perché al momento questo cluster di lavoratori appartiene dal punto di vista previdenziale alla gestione separata INPS dei liberi professionisti senza cassa. È una gestione previdenziale. La cassa invece costruirà un vestito sartoriale sia dal punto di vista previdenziale che dal punto di vista assistenziale, cosa che non offre oggi l'INPS, e permetterà a tutti i giovani professionisti delle professioni sanitarie che si accingono alla libera professione, che vogliono iniziare un percorso di lavoro all'interno della federazione, all'interno degli studi professionali, di avere pensare a un futuro pensionistico. Esatto, che non è una chimera ma potrebbe essere una realtà. E a proposito di questo, del suo assist, io mi sento di rassicurare coloro i quali al momento sono nella gestione
separata INPS e transiteranno in questa nuova cassa previdenziale, che i contributi ad oggi presenti nella vecchia gestione non si perderanno. In che senso? Molti durante questi percorsi di formazione e di costruzione della cassa ci manifestano la paura, ma quando andremo in pensione cosa succederà? Esatto. Il salvadanaio che abbiamo costruito presso l'INPS cesserà, lo perderemo, lo possiamo riscattare? Io sono sicuro, ed è esperienza di altre realtà di casse di previdenza privata, che la Cassa prevederà all'interno del proprio regolamento la possibilità di utilizzare degli istituti come ad esempio il cumulo, piuttosto che la totalizzazione o la ricongiunzione, o altri istituti che prevederà nello specifico caso il regolamento della Cassa, che permetta di andare in pensione, Dio permettendo, arrivandoci, certo, con un unico istituto e con un unico assegno. Ci sono, come dire, colloqui già in corso con la controparte, con l'INPS, state parlando? Assolutamente, il percorso è proprio quello. Per non creare un documento, soprattutto alle giovani professioni che hanno un range temporale molto più in avanti per avere consolidato l'assegno, ma mi vorrei concentrare anche per quanto concerne l'aspetto assistenziale che ha la Cassa. La Cassa non eroga solo previdenza, quindi l'assegno pensionistico piuttosto che l'indennità di maternità, ma abbiamo visto in altre realtà, e sono sicuro che il dottor Di Salvatore potrà confermare, si costruirà un percorso assistenzialistico e di supporto alla professione. Cosa intendo? Sicuramente la Cassa prevederà dei bandi a supporto dell'attività professionale, come avviene già in altre realtà, per esempio per l'acquisto di macchinari, per l'acquisto di strumentazione che per le professioni sanitarie, penso ai podologi, tecnici di radiologia, sono indispensabili per poter svolgere la professione, bandi di supporto all'aggregazione professionale, perché è importante, sono 18 professioni, 170.000 professionisti, ed è importante affinché ci possa essere una sinergia e un'economia di scala positiva, che le professioni fra di loro, i giovani professionisti, facciano rete per sviluppare le competenze trasversali. Perfetto. Adesso l'ultima battuta la chiedo al dottor Di Salvatore. Che cosa vi aspettate quindi da questo convegno o corso, meglio ancora, che si svolgerà il sabato 21 a Catania all'Hotel Plaza? Diciamo che il progetto Cassa è un argomento che suscita grande interesse. In effetti è stata una sezione, è stata dedicata durante il congresso nazionale che si è tenuto a Rimini il 29 e il 30 settembre, un'intera sezione proprio sulla libera professione. E una grossa fetta è stata dedicata proprio alla Cassa di Previdenza. Quindi sicuramente domani ci sarà una partecipazione molto attiva da parte degli iscritti, visto l'elevato interesse dell'argomento. Perfetto. Mi collego a quello che ha chiesto poco fa. Noi abbiamo iniziato le interlocuzioni con il Ministero del Lavoro, che è l'ente preposto appunto all'argomento. Ci hanno ricevuto il 21 di luglio del 2021 e da lì sono iniziate una serie di iniziative, ovviamente atti affinché questo progetto si possa realizzare. Posso dire che il progetto è molto attivo, la federazione sta attenzionando tantissimo la cassa previdenziale e sicuramente porteremo a casa degli ottimi risultati. Bene, e quanto vi auguriamo, grazie per essere stati con noi, buon lavoro domani al Plaza Hotel di Viale Ruggero di Lauria a Catania, con il corso intitolato Il futuro della professione nel settore sanitario in ambito sanitario verso una nuova cassa previdenziale, confronto fra professionisti, come vedete appunto a tutto schermo. Grazie ancora al dottor Matteppi e al dottor Di Salvatore per essere intervenuti. Adesso facciamo una breve pausa, poi parleremo di un argomento di attualità, l'abbiamo già affrontato, ma oggi abbiamo con noi un altro ospite, Sandro Sabatini, che molti di voi conoscono, un giornalista dello sport molto conosciuto, e parleremo del caso scommesse. State con noi, buongiorno Sicilia. Aggiornamenti sull'emergenza incendi che stiamo seguendo di minuto in minuto, soprattutto la zona di tirrenica di Termini Imerese e dintorni. Questa è l'area più colpita. La Protezione Civile ha fatto sapere che le maggiori criticità sono a Villafranca Tirrena,
con ingenti danni a Calvaruso Serro. Guardate le immagini impressionanti, Termini Imerese, Castelbuono, San Piero Patti, Cefalù. Ecco, guardate, le macchine incendiate, gli alberi, guardate, i vigili del fuoco al lavoro. È stata chiusa la 20, come abbiamo detto, per battincendi tra Villafranca e Rometta. È interrotta anche la 19 Palermo-Catania all'altezza dello svincolo di Trabia. Il comune di Termini Imerese, come già detto, è il più colpito. In contrada Bragone Lignari, i carabinieri e il sindaco a scopo precauzionale hanno fatto evacuare una decina di famiglie. Come vedete, questa è un po' la situazione. Sono in azione anche i Canadair a supporto delle squadre di terra, che vedono impegnati anche decine di volontari. È una vera e propria emergenza in corso che stiamo seguendo minuto per minuto, anche grazie alle immagini che i vigili del fuoco ci stanno facendo arrivare. Aggiorneremo ancora. Intanto parliamo del caso scommesse, torniamo a parlarne, abbiamo già affrontato ieri, con un ospite che ci fa molto piacere avere con noi, Sandro Sabatini, giornalista dello sport di Mediaset. Buongiorno e benvenuto. Ciao, buongiorno, Ciao. Buongiorno a tutti. Allora, intanto ti chiedo subito sviluppi, prospettive, una serie di organi di informazione, comprese le televisioni del tuo gruppo, dicono che è probabile il coinvolgimento di altri 10 giocatori e 30 persone fra dirigenti e presidenti di squadre di calcio. Vuoi confermare oppure no? Per il momento no, per il momento questi sono soltanto i segnali che sono stati mandati da Fabrizio Corona soprattutto, e in maniera a tratti anche un po' contraddittoria e comunque confusa. Al momento, attenendoci agli atti, sono stati fatti 2 nomi che sono stati confermati, e uno ha già subito la squalifica, ovvero Fagioli, e l'altra la subirà nelle prossime ore, cioè Tonali. Si stanno incrociando le loro deposizioni per vedere chi ha aiutato chi a scommettere su siti illegali. Poi è stato fatto sotto osservazione, diciamo così, Zaniolo. Poi tutti gli altri nomi che sono usciti hanno tutti preannunciato querele e non risultano agli atti della Procura di Torino che sta indagando, e al momento la loro posizione è anche molto marginale per quanto riguarda la giustizia sportiva. Ecco. È chiaro che, continuando a verificare, poi comunque non è un'inchiesta chiusa, ecco, questo sì. Certo, vogliamo chiarire come stanno le cose dal punto di vista delle norme. Scommettere in siti autorizzati dallo Stato non è illegale. Dov'è che avviene l'irregolarità o l'illegalità allora? Allora, per uno sportivo professionista scommettere non è illegale sui siti autorizzati, a patto però di scommettere su qualsiasi cosa, meno lo sport suo. Cioè un tennista non può scommettere sul tennis, un calciatore non può scommettere sul calcio, un cestista non può scommettere sul basket, per essere chiari. E per essere altrettanto chiari è doveroso, si può scommettere soltanto sui siti autorizzati dallo Stato. Che cosa hanno fatto di sbagliato Fagioli e Tonali per quanto riguarda il calcio? Hanno commesso 3 violazioni. Hanno scommesso su siti illegali, hanno scommesso sul calcio e non potevano farlo. Nel caso di Tonali hanno scommesso anche sul Milan, che era la sua squadra, che scommettere sulla propria squadra si configura un'accusa, un reato molto grave, che è quello dell'illecito sportivo, al quale sembra che Tonali possa comunque uscire intatto, perché non sono scommesse che hanno poi comportato un illecito sportivo. Qui stiamo vedendo Fagioli, Zaniolo, sì, continua, scusami. Sì. Invece Zaniolo è accusato da Fabrizio Corona di aver scommesso anche tramite un'altra persona, ma per il momento almeno, ma non ci sono nuove dichiarazioni in vista, ripete di aver scommesso soltanto su poker e altri giochi d'azzardo. Non sul calcio, insomma, ecco, questo dice Zaniolo. Ecco. Calcio nemmeno. Ecco. Poi, Michele, questo è anche una situazione che per la gente fa fatica a capire come un giovane che ha tutto, milioni, abbia bisogno anche di trovare adrenalina, soddisfazione, competizione, emozione giocando d'azzardo e scommettendo. Nel caso per esempio però di Tonali
c'è una confessione e addirittura un certificato di ludopatia presentato in maniera preventiva, anche forse un po' così, un po' troppo frettolosamente. Nel caso di Fagioli c'è una confessione che in certi momenti fa veramente impressione, perché questo è un ragazzo che negli ultimi 2 anni io credo che abbia guadagnato così 1,5 milioni almeno negli ultimi 2 anni, ma confessa di essere pieno di debiti, tutti dovuti al gioco. Quindi la ludopatia probabilmente va considerata anche come una patologia, una malattia, che non è, anche se la gente lo pensa, la scusa che stanno mettendo i giocatori adesso, ma forse un problemino sociale con il quale tutti possiamo o forse dobbiamo fare i conti. Sandro, ti volevo chiedere, scusami, sono Angelo Gagliano, buongiorno. Ci sono 2 piani in questa inchiesta, c'è quello penale che è meno rilevante, chiaramente, meno pesante per gli sportivi, chiaramente. E secondo te l'articolo 24 è ancora adeguato per l'attualità di oggi, per come è cambiato il mondo? L'articolo 24 chiaramente del codice di giustizia sportiva. E poi ti chiedo un'ultima cosa, la posizione di Gravina in questo momento è in grande difficoltà, perché lui tende a difendere quello che è il sistema calcio, un sistema calcio che rischia però di essere travolto per l'ennesima volta. Ma la posizione di Gravina è in difficoltà anche perché si è mossa la politica contro Gravina, dai banchi, come si diceva una volta, di Fratelli d'Italia e della Lega sono state chieste più o meno apertamente le dimissioni del presidente della federazione. Io credo che Gravina abbia sicuramente il diritto, anzi il dovere di difendere la propria posizione, il diritto di difendere la propria posizione, ma anche il dovere, secondo me, di fare un attimo il punto della situazione, perché questo scandalo delle scommesse, il calcio non può essere comunque responsabile di quello che fanno i calciatori con il loro telefonino. Certo. Il calcio può essere responsabile di quello che fanno i calciatori in campo, oppure certo, quello che fanno le società nelle gestioni economiche e quant'altro. Però credo che un punto della situazione di Gravina sia, come dire, una verifica dei voti. Comunque Gravina non farebbe male a farla, perché è una verifica di fiducia che per me, per qualsiasi presidente, ci può stare. Riguardo poi all'articolo 24, io credo che sia tutte le norme, tutti i codici in generale, ma nel calcio in particolare, vadano comunque in qualche modo aggiornati con questo attrezzo qua, con questo aggeggio qua, come lo chiamavano in mamma, no? Un po' tutto. È un telefonino. Ecco. Tutto va aggiornato con quello che ci consente di fare il telefonino nella più assoluta riservatezza, H24, e anche correndo, insomma, o facendo correre dei rischi, dei pericoli, commettendo anche delle cose gravi. Ecco, per esempio, per quanto riguarda la giustizia sportiva, non ci sarebbe niente di male ad avere, ci sono gli algoritmi, c'è l'intelligenza artificiale, ogni giocatore tesserato, per esempio, mette un antivirus, per cui dal suo telefonino e dai telefonini a lui collegati non si può collegare, supponiamo, ai siti legali. Ecco, questa già è un'idea che naturalmente viene nella mente di un collega esperto come Sandro Sabatini, che ringraziamo molto per essere stato con noi. Torneremo a disturbarti prossimamente se, come sembra, gli sviluppi non mancheranno in questa vicenda. Grazie ancora per essere stato con noi. Facciamo una breve pausa, poi parleremo da Palermo della vertenza ricorderete, di ex Almaviva, quelli col numero di telefono 1500 o 1500, che non ci sono prospettive molto buone nemmeno lì. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, e parliamo di lavoro e di lavoro che si rischia di perdere. Parliamo del dipendenti degli ex Almaviva, ci sono 651 lavoratori, se non andiamo errati, tra Sicilia, Calabria, Campania, Lazio e Lombardia, che rischiano di perdere il posto di lavoro, ma speriamo di no. Vediamo quali sono gli sviluppi in diretta con Palermo, dove c'è il nostro Marco Gullà, ciao, e Fabiola Sardo, che è una dipendente appunto di Almaviva. Il numero di pubblica utilità 1500 1500, come volete, che è stato estremamente utile ai tempi del Covid. A te Marco.
Buongiorno Michele, buongiorno Angelo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, gli angeli del 1500, tra l'altro al mio fianco oltre a Fabiola c'è anche Caterina Meli, che è un'altra dipendente appunto del 1500. Guardate, sono vestite proprio da angeli, vi posso fare vedere. Ma davvero? Sì. Eccolo qua. Ecco le ali appunto che hanno entrambe. Perché appunto erano definiti gli angeli del 1500. Nel periodo Covid sono stati di estremo aiuto per tantissime persone. E adesso la domanda è d'obbligo: cosa è successo? E adesso l'ennesima fregatura, noi purtroppo dobbiamo dirlo. Abbiamo sperato, ci siamo arrampicate cercando veramente di risolvere la nostra situazione, però la situazione è diventata tragica. E noi siamo ancora nel limbo, abbiamo un servizio farlocco che ci è stato dato per il 2023 in quanto il governo aveva stanziato 5 milioni di euro per cercare di salvare la situazione, ma all'ultimo tavolo al quale io e Caterina abbiamo assistito proprio direttamente a Roma è stato detto che volevano creare un servizio strutturale per il 2024, per cui sarebbe stato perfetto se non fosse stato invece che il servizio era valido soltanto per il 20% dei lavoratori. Ahia, 20%. Solo il 20%. 20%. Non è stato accettato chiaramente da nessuno, né dai sindacati, né chiaramente dalle istituzioni che erano presenti. Io e Caterina abbiamo preso la parola, io addirittura ho pianto, perché comunque non è accettabile assolutamente che dobbiamo perdere la dignità lavorativa. Certo. Non è accettabile che tutti i lavoratori che abbiamo lo stesso diritto dobbiamo essere fuori, non è accettabile niente di quello che hanno proposto. È stato rinviato il tavolo con la promessa verbale che entro il 15 di ottobre sarebbe stato fatto, e invece noi ad oggi non abbiamo notizia, non siamo nell'ordine del giorno, non siamo nell'ordine della settimana e stiamo attendendo. Abbiamo un servizio per il quale stiamo lavorando soltanto 4 volte al mese. Ci hanno fatto un corso di formazione proprio per dare delle informazioni al cittadino che purtroppo non chiama, perché questo servizio non è stato mai pubblicizzato. Quindi abbiamo un 1500 numero di pubblica utilità mai pubblicizzato che non conosce nessuno. È un servizio nel quale diamo informazioni, anzi dovremmo dare informazioni su vaccinazioni, screening oncologici e tutto quello che comunque concerne la sanità, però nessuno chiama. Quindi perché nessuno sa che è attivo, e questo è il punto, cioè, sembrava che la cosa fosse pubblicizzato e questo purtroppo ci danneggia perché non ricevendo chiamate, certo. Il servizio non crediamo che possa diventare strutturale nel 2024. Hanno tarpato praticamente le ali a questi angeli. Io qua ho al mio fianco anche Caterina. Come si fa a vivere così, con una spada di Damocle che ormai vi pende sulla testa da anni? Perché anche noi di Antenna Sicilia e Telecolor abbiamo trattato la vicenda Almaviva ormai da diversi anni, però la situazione è sempre questa: licenziamenti, mai delle schiarite sul vostro futuro. Come si vive, Marco? Si vive male. Noi abbiamo dei nostri problemi personali, in famiglia, e poi si aggiunge chiaramente il nostro problema lavorativo. La spada di Damocle noi l'abbiamo sulla testa da mesi. Noi da gennaio 2023 siamo in cassa integrazione al 100%, adesso a ottobre ha riaperto il servizio fino al 30 di dicembre. Come diceva Fabiola, è un servizio debole, nel senso non è stato pubblicizzato, chiamano pochissime persone, e invece potrebbe essere molto utile per il cittadino, perché noi parliamo, diamo informazioni sulle vaccinazioni, sugli screening oncologici, su tutto quello che può essere interessante per il cittadino, e invece non ci chiama nessuno, e questo chiaramente ci dà molto da pensare. Abbiamo paura che nel concreto poi il Ministero della Salute si tiri indietro e non voglia creare questo servizio e renderlo strutturale. Noi abbiamo bisogno che ci sia posto non solo per il 20% delle persone, ma per tutto il bacino del 1500.
Noi siamo stati i vostri angeli nel periodo peggiore dello Stato italiano. Non c'è dubbio, questo dobbiamo riconoscerlo sempre. Dobbiamo riconoscerlo sempre e ricordarcelo. Purtroppo, quale potrebbe essere la via d'uscita? Renderlo più popolare questo 1500 adesso, oppure andare in attesa di quell'incontro che non arriva? Qual è la prospettiva migliore secondo voi? La prospettiva è quella che devono fare un altro tavolo e salvaguardare il nostro lavoro per il 2024, ma soprattutto per il futuro, perché noi abbiamo tutti un'età superiore ai 50 anni e abbiamo la necessità di lavorare. Se siamo licenziati, cosa che comunque accadrà, aspettate le lettere, mi dicevi. Attendiamo le lettere che ancora non arrivano, le lettere di preavviso che comunque sia Almaviva deve tutelare, ancora non sono arrivate, le attendevamo entro il 15 di ottobre, probabilmente le stanno prorogando, non lo sappiamo, siamo nel limbo, stiamo in attesa di qualcosa, che qualcuno ci dica qualcosa, certo. Ma dico io, cioè non siamo qua, siamo persone. Abbiamo bisogno di avere dignità, abbiamo bisogno di avere il nostro lavoro, non sappiamo più come fare, come dirlo. Io e Caterina andiamo a Roma, andiamo veramente a lottare per questa situazione, per tutti i colleghi, che c'è veramente necessità di lavorare, abbiamo delle famiglie, abbiamo delle spese da affrontare. E siamo arrivati proprio sull'orlo del baratro, non abbiamo più come fare. È assolutamente comprensibile il vostro stato d'animo, immaginiamo come vivete queste giornate, questi momenti, anche questo collegamento. Noi speriamo di poter essere in qualche modo utili. Volevano fare una sorta di appello, Michele, se mi permetti, Caterina, insomma... Noi vogliamo esortare tutti i cittadini siciliani e italiani a contattare il 1500. Noi siamo a vostra disposizione per tutte le informazioni che sono inerenti ai vaccini, screening oncologici, tutto quello che è inerente alla salute. Quindi chiamateci, perché noi siamo ancora i vostri angeli. Questo è molto bello e direi molto importante, cercheremo di darci da fare tutti e speriamo che anche i nostri ascoltatori lo facciano. Serve a due facce, da una parte un servizio utile, utilissimo, anche per questa situazione di emergenza caldo, vaccino, cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare, l'anti-influenza, il Covid, eccetera, eccetera. E serve anche perché dimostriamo e confermiamo che il loro servizio è utile e necessario, e quindi anche il loro lavoro lo è altrettanto. Grazie per essere state con noi, la nostra solidarietà sincera, e speriamo al più presto ci possano essere notizie migliori di queste. Grazie Marco per aver guidato questo collegamento, a più tardi per altre notizie. Adesso intanto noi ci guardiamo il nostro almanacco. State con noi, non abbiamo concluso. Buongiorno Sicilia. Lo sapete che nelle origini del jazz scorre sangue siciliano? Bene, nel 1917 Nick La Rocca, figlio di emigranti siciliani, incide il primo disco jazz della storia a New York. È lui infatti a portare la black music nell'industria dei bianchi, dandole anche striature bandistiche, liriche e medio orientali, tipiche delle sue radici isolane. Oggi vi sveleremo l'origine di un famoso modo di dire, essere nati con la camicia. Sapete che in inglese si dice born with a silver spoon in one's mouth? Ovvero nato con un cucchiaio d'argento in bocca. Ecco la storia dietro questo detto. In passato alcuni bambini nascevano avvolti dal sacco amniotico, la camicia appunto, ed era considerato un evento molto fortunato e legato al destino di diventare principi o re. Inoltre regalare una camicia era un gesto di grande lusso che solo pochi potevano permettersi. E cosa c'entra con l'idioma inglese? Anche qui c'è una storia simile. Infatti i padrini aristocratici regalavano ai bambini un cucchiaio d'argento in occasione del battesimo. Oggi parleremo di Pitagora, il matematico che tutti conoscono per il famoso teorema, ma la sua vita è piena di aneddoti che vi lasceranno a bocca aperta.
Pitagora infatti viaggiò per il mondo per acquisire conoscenza in tutti i campi prima di fondare la sua scuola a Crotone. Ma sapete che cosa i suoi discepoli dovevano evitare a tutti i costi? Le fave. Sì, avete capito bene, pare che Pitagora temesse una malattia genetica diffusa anche all'epoca, il favismo. E c'è anche un aneddoto suggestivo sulla sua fine. In fuga, infatti, gli inseguitori gli sbarrarono la strada davanti a un immenso campo di fave e a quel punto, tra toccare fave o morire, scelse la morte. Che dire, insomma, sicuramente un uomo coerente fino alla fine. Ci salutiamo con la frase del giorno. Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Ci vediamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi. Grazie, buona giornata anche a te. E adesso il nostro Marco Amato ci dirà: eccolo Marco, buongiorno. Buon caffè. Che c'è scritto lì? La vita è magia. La vita è una combinazione di caffè e magia. Bellissima questa, perfettamente coerente con il mio stile mattiniero. L'hai tirata fuori stanotte oppure anche questo è un vecchio detto di qualche saggio? No, è un vecchio detto di qualche saggio. Allora, brevemente vi racconto un po' come da tradizione questo weekend come sarà. È un weekend che inizia con una congiunzione negli ultimi gradi della bilancia tra Sole e Mercurio, quindi tutto si fa chiaro, il Sole illumina ed energia il pianeta della comunicazione e della relazione, ma abbandoneremo questo weekend con il Sole in bilancia e lo riprenderemo lunedì con il Sole in Scorpione. È un passaggio zodiacale segno in segno, quindi una famosa cuspide. Cosa significa questo momento di passaggio? Passiamo da un'energia d'aria, quindi puramente intellettuale e molto valutativa come quella della bilancia, alle viscere intense e indagatorie dello Scorpione, che ottiene sempre più risultati. E vediamo perché. C'è anche Marte e un Plutone che finalmente si risveglia e diventa diretto. In somma analisi, allora, i segni d'acqua sono super privilegiatissimi. In pole position abbiamo Scorpione, Pesce e Cancro. Mentre invece per regola tento sempre di dare un minimo di didattica ai miei interventi, se va bene per gli acqua va bene anche per i terra perché è compatibile, ovviamente tranne per Toro perché è il luogo zodiacale opposto allo Scorpione, ma Vergine e Capricorno benissimo per affari, amore e passione. Gli Aria sono un po' agitati, un po' in crisi, soprattutto Acquario e Leone, dai segni di fuoco. I fuoco propriamente hanno la natura più incompatibile a questo aspetto, quindi un po' di pazienza per Ariete, Leone e Sagittario. E detto questo vi auguro un magnifico weekend a tutti, ci vediamo lunedì prossimo. A lunedì Marco, buon weekend anche a te. Buon weekend Sicilia, ciao ragazzi. La vita è caffè e magia, hai proprio ragione, è il caffè che ci manca a noi, la magia ce l'abbiamo. Vediamo il vostro weekend che vi proponiamo adesso. Buon weekend! La rubrica che propone i migliori suggerimenti per chi questo fine settimana vuole uscire e gustarsi un po' della nostra amata Sicilia. Previsto a Bronte, da oggi 20 ottobre fino a domenica 22 ottobre, l'ultimo weekend dell'evento più atteso da tutta la comunità di pistacchio lovers dell'isola, la 32esima sagra del pistacchio DOP. Avete ancora tempo per passeggiare tra gli stand di decine e decine di aziende del territorio, lasciandovi inebriare dall'odore di zucchero e preparazioni dolci, ma anche fragranti fritture e ricette salate. In ogni piatto, immancabile, lui, il pistacchio. Da ieri, 19 ottobre, oggi e per tutto il fine settimana, il Teatro Garibaldi di Modica, in provincia di Ragusa, ha in serbo un regalo per gli appassionati della prosa. Nel foyer del teatro, trasformato per l'occasione in raffinata sala da pranzo, va in scena La Cena, scritto da Giuseppe Manfredi e diretto da Walter Manfrè. La tavola ospiterà spettatori ed attori, abbattendo ogni barriera e rendendo il pubblico parte della storia.
A Catania, invece, sabato 21 e domenica 22 ottobre è in programma una festa per gli amanti di teatro off e delle arti performative. In giro per il capoluogo etneo è tempo del Catania Off Fringe Festival. In diversi luoghi e in diverse fasce orarie sarà possibile partecipare ad appuntamenti artistici accampati per le strade delle città. A Zafferana Etnea domenica 22 ottobre continua l'appuntamento con l'Ottobrada Zafferanese, una vera esperienza per tutti i sensi, occasionalmente sotto assedio di profumi, suoni, sapori e consistenze tipiche dei prodotti di ottobre della nostra isola. Per tutte le domeniche del mese la manifestazione si snoda da Piazza della Regione Siciliana fino a Via Roma, per poi raggiungere il Trionfo dei Sapori in Piazza Umberto. A Palermo da oggi 20 ottobre fino a domenica 22 è tempo del Ballarò Baskers, evento che trasformerà le storiche strade del quartiere dell'Albergheria in un articolato e tentacolare palcoscenico circense. Prevista un'invasione pacifica da parte di saltimbanchi, bande musicali, giocolieri, acrobati e attori. Sempre questo weekend, 21 ottobre e 22 ottobre, per gli appassionati delle sagre vi consiglio una bella passeggiata fino a Capizzi, in provincia di Messina, per la sagra del tartufo dei Nebrodi. Si potranno degustare una molteplicità di prodotti tipici del territorio, che vanno dai formaggi ai salumi, dai dolci ai prodotti di rosticceria. Tutto all'aroma del prestigiatissimo tartufo nero dei Nebrodi. Buon weekend! Buon weekend a tutti voi, guardate quante proposte abbiamo. Angelo, lo sai che il 20 ottobre del 1854 nasceva Arthur Rimbaud insieme a Mallarmé a Verlaine, è ricordato come il poeta maledetto per eccellenza. Invece il 20 ottobre del 1927 la mitica Ford Modello T veniva sostituita dalla nuovissima Modello A. Questa vettura consentiva prestazioni impressionanti per l'epoca, pensa, toccava i 100 km/h. Ma è stupenda, guarda che roba. Nella pittoresca baia di Sydney, il 20 ottobre del 1973, guardate, la regina Elisabetta inaugurava questa Opera House, un edificio che è diventato simbolo subito non solo della città, ma di tutta la nazione, Sydney. Ancora io, in questa data, sempre 20 ottobre del 73, purtroppo si è consumato anche il massacro del sabato sera, un momento fondamentale nello scandalo Watergate, la decisione del presidente Nixon di negare la consegna delle registrazioni ha portato alle dimissioni del procuratore generale e a cascata alle dimissioni dello stesso Nixon l'anno successivo. 20 ottobre 1994 si spegneva a Los Angeles Burt Lancaster, uno degli attori più amati e iconici degli anni 50-70, con interpretazioni memorabili in film come Da qui all'eternità, La rosa tatuata e Il gatto pardo. 5 anni dopo, 20 ottobre del 1999, veniva promulgata la legge 380 che aprì le porte, lo stiamo vedendo, delle caserme militari alle donne italiane, permettendo loro di prestare servizio nei corpi dell'esercito. L'anno successivo, il 20 ottobre del 2000, la Convenzione Europea del Paesaggio veniva ufficialmente sottoscritta a Firenze, nel maestoso Salone dei 500 del Palazzo Vecchio. La Convenzione prevede la salvaguardia di tutti i paesaggi, guarda che meraviglia questo, indipendentemente dai canoni di bellezza o originalità. La fine di un'epoca in Libia e di un'era vera. Il 20 ottobre del 2011 alcuni ribelli libici catturavano il dittatore Muammar Gheddafi nella sua città natale di Sirte. Il video della sua cattura fa il giro del mondo e dopo 8 mesi di guerra civile il leader viene ucciso. Infine, il 20 ottobre del 1947 nasce a Genova lei, Angela Brambati, la voce storica dei Ricchi e Poveri, il celebre quartetto che ha segnato la musica leggera italiana. Un episodio di vita interrompe però l'armonia tra Angela e Marina Occhiena, portando all'addio di quest'ultima. Marina a un certo punto ha litigato con Angela. Nell'81 i Ricchi e Poveri infatti si esibiscono in 3 a Sanremo con Sarà perché ti amo. E lo scorso ottobre, con la scomparsa di Franco Gatti, purtroppo ha trasformato il gruppo in un duo. Godiamoci una delle ultime performance del quartetto originale riunito nel 2021
per celebrare i loro 50 anni di carriera. Ricchi e poveri tutti e quattro, tutti insieme in Che sarà? Noi ci rivediamo lunedì 23 a Buongiorno Sicilia e vedremo che sarà, lo vedremo insieme. Buon fine settimana.